commisso, come si denominava, il commisso che ha fatto il libro della guerra, come mamma. Davvero? Qua a Sant'Angelo? Sì, qua a Sant'Angelo, in tempo di guerra, quando era l'arma di bombardamento, il commisso veniva in bicicletta da Zero, perché aveva una villa a Zero, e si fermava a me perché io riparavo anche allo Scioppi, io ho fatto amicizia, e allora veniva si sentava si scriveva tutti gli appunti, mia mamma gli spiegava tutta la cosa della guerra. Che per strada qua mi ricordo si è passato 12.000 prigionieri in tempo di guerra, no? Nella guerra 15-18, per strada nostra si è passato 15.000 prigionieri che gli portava a Scorsè, dopo Scorsè, cos'è che vedi? Cioè, sempre là verso Scorsè, insomma, da che parte. E gli portava a Quinto, Canisan, Quinto, Zero, a Piesa sempre, e via andava. Davanti gli era i cavalli, gli era i nostri soldati, insomma, davanti ad Adrio, scortai, insomma, a piedi portava. In una giornata ne passava 12.000 prigionieri. E sua mamma come si chiamava? Maria era il nome. Maria cosa? Betiti. Passava tutti questi soldati e insomma, allora mi ricordo che diceva mia mamma che gli aveva un po' di roba, di pointa, di pan, di cose, insomma, gli porta fuori a sta povera gente che passava pieni di fame, che veniva dalle piave. Anche se erano tedeschi che davano? Sì, però non gli dava da mangiare, non gli dava non mi ricordo se era gli ungheresi, perché gli ungheresi, non so se gli ungheresi, insomma, chi maltrattava i nostri soldati, quando chi ci parlava tanti copavano. Era, sapeva cosa come, sa come dire. E sapeva chi dargli ora da mangiare? Sì. E queste femmine ha detto no, quello è ungherese non erano tutte le famiglie qui che aveva pointa, chi aveva cosa, gli faceva sta pointa, gli dava poco per uomo, gli dava quel che gli aveva e gli dava poi. Ma era di un giorno solo che si passava? Sì, un giorno, una giornata. E 4 ore passare a fare la pointa e tutto? Sì, 12 minuti, gli attaccava la mattina no, a passare, gli passai fino a sera a piedi. Che periodo era? La guerra 15-18 deve essere stata verso la fine della guerra, insomma, deve essere stata verso la fine della guerra. E ora sta sua mamma, era, quanti anni avevi all'epoca? Cioè, mia mamma all'epoca aveva 25 anni, 24-25 anni. E dopo aver conosciuto questo commisso durante l'ultima guerra? Sì, l'ultima guerra, sì. Come l'ha fatto con questo commisso? È mio casa mia che ho riparato Scioppi. Lo ha conosciuto io per primo, sì, insomma, sì. Che stava alla sua villa. E ora che domandava a mia mamma se si ricorda qualcosa della guerra, come ti adesso, se ricorda che c'era uno che aveva registrato, se sta bene. Era che domandava, era mia mamma che spiegava morte e miracoli, le famose incursioni aeree austriache, il bombardamento della stazione di Treviso dagli austriaci. Il conte, adesso non mi ricordo che si è cascato un altro aereo qua a Treviso, che ho avuto la contraerea, che ha sparato, io ho avuto su. Baracca, che il solito campanile di Sant'Angelo mi diceva anche a mio nonno, gli ho fatto una battaglia con un altro che gli ha durato un quarto d'ora sicuro, gli si sparava a destra e a sinistra e lui si metteva, gli guardava per il collo del muro perché gli aveva paura, cioè poi arrivava. Solo il campanile di Sant'Angelo? Solo il campanile di Sant'Angelo. Sulla zona, dell'aeroporto di adesso? Sì, e ahí si incontravano. Chi era? Baracca e chi? Baracca e non so chi che si è stato, che dopo quella Sandasome poi ha perso un'aia solo al Ponte San Martino, di cascato. Era io a Sandasome verso la fiera, che parte adesso. Morto sicco? Sì, morto sicco. Ed era un conte, ed era un signore, anche austriaco. E appunto mia mamma ha fatto tanti cose. E come facevi a sapere da sua mamma? Cioè, nata qua, vissuta qua, tutta. E abitavi a dove ora? Là abitava, sempre da Piovesano? Sempre da Piovesano. Però commisso da Ius è venuto sulla villa? Sì, qua sulla villa che stavo qua. Come che chiamavi? Qui era la villa Fossatina. E qui era la villa di Aivis e era la villa di Ruol. Carmignani. Quella villa di Letizia. Dopo che chiamava Ruol, ma già era Carmignani, signora Carmignani. La quale aveva un sacco di robe in Valsemala, Osei, Volpi, e a domenica partiva che aveva due cani e due cavalli. Una carrozzella andava a messa, gli portava a messa a domenica questa carrozzella, penso se avesse cani o due cavalli di quei nani, gli portava niente, se non mi ricordo. A Sant'Angelo? Sant'Angelo, ogni domenica. E ora sua mamma gli ha raccontato storie, altre robe che ha raccontato. Ricordati di chi appunti è. Cosa si ricorda io? Non ho mai visto il libro del corno. Come si chiamava? Che libro aveva fatto? Ha fatto un libro della guerra 15-18, un libro che ha fatto strada. Si va a riportare anche il nome di sua mamma dopo questo libro, forse? Non lo so, perché come ti dico il libro, so che ha riportato tutte queste cose che ha fatto mia mamma e si aveva scritto il libro. E insomma altre storie, già che adesso parliamo di questa guerra che io la sentivo nominare dai sovietici da sopra, oltre al fatto di Baracca, dopo i prigionieri,
Ieri qua che era la cosa, per esempio a casa nostra adesso che era comando del genio ferroviari di Treviso, di Sorato su Graner, che aveva il coso, dormiva tutti i geni qui dei geni ferroviari addetti alla stazione di Treviso, si dava il cambio. Perché aveva pure anche del bombardamento. Aveva pure il bombardamento. Qua la condotta che è dopo cosa che era. Dopo la famosa cosa che si arrivava, il famoso 320 che arrivava una granata qua da Artuso, la granata dove arrivata, una da Floriano e una sul cimitero di San Giuseppe. 3-4 si arrivava qua a Treviso. E in più dopo della spagnola, roba del genere. Ah, invece che la spagnola. Cosa dicevi di questa spagnola? La spagnola che è morto anche ieri, avevo un principio, gli ha fatto fumare sigaro, ma non sigari e chinin. Con sigaro e chinin si era cavato, ma morì anche tre su una zona, sei famiglia.